gets too hungry for dinner at 8. L'avevamo incontrata un anno fa in occasione dei suoi 103 anni e la ritroviamo più arzilla e allegra che mai oggi per festeggiare il traguardo dei 104 anni. Appena entriamo in casa ci regala una delle sue battute. Io non ho mai visto nessuno a 104 anni, allora mi guardo io. Ci sono i documenti a confermare l'età perché parlando con Amedea Berto si fatica a credere che abbia ampiamente superato il secolo di vita, come dice anche la figlia Flora. Tu non sei tutta umana, allora noi pensiamo che sei una parte umana, un po' robottina e un po' bionica. L'energia infatti è quella di sempre, nonostante l'incidente di 2 giorni fa che le ha provocato una ferita e qualche livido al volto. Un colpo di sonno? Ed è caduta! Sono andata per terra e ho ricevuto. Insomma, sono in via di guarigione. La signora Medea continua a vivere sola al piano terra di un'abitazione in cui abita anche la figlia. Ogni mattina sveglia alle 6. Cosa faccio a letto? Vengo su, comincio a fare i miei mestieri, adagio, perché non sono più veloce come una volta. Qui a Maserata è un via vai di amici e familiari che arrivano per fare gli auguri a nonna Medea e per portarle un mazzo di fiori e un regalo. Tra questi anche uno arrivato dalla Svizzera, dove la signora Berta ha vissuto da ragazza per 11 anni. La lettera di una sua cara amica e la medaglia con il Monte Cervino, i cui pendii guardano alle sue 2 patrie, l'Italia e la Svizzera, dove Amedea ha lasciato una parte del suo cuore. Quando è scoppiata la guerra se n'è andata per tornare nella Marca, nonostante il governo svizzero avesse annunciato di essere neutrale durante il conflitto. A me piaceva restare in Svizzera, ma non era la mia patria, era l'Italia. Avevo fratelli, avevo parenti e mamma e genitori e così sono venuta. Vado a morire assieme, ho detto. Alla fine lasciamo Amedea ai festeggiamenti insieme ai suoi 3 figli, 8 nipoti e 13 pronipoti, ma prima di congedarci dal lato dei suoi 104 anni manda un messaggio ai giovani d'oggi. Prendete la vita come viene, ma non fate mai del male, perché io se ho potuto fare del bene l'ho sempre fatto, ma del male non l'ho mai fatto. Seguitemi, che arrivate che voi